Eccoci qui per pronti. l'ennesima puntata di Mille Voci. Puntata di questa scoppiettante edizione di Mille Voci, quindicesima Mille Voci 2019, un'edizione che sta andando benissimo, siamo pieni di ospiti, devo dire che insomma quindi siamo alla mi fanno grande. degli strani segni, non capisco perché. Che? Ops. Allora, no, niente, visto che però il problema non sussiste, più bassa, vedi? ma com'è Io che volevo... Niente, vabbè, questo è il bello della diretta. Ti sei dimenticata di metterti perché le con scarpe... questa storia di dover sembrare più magra mi mettono dei tacchi altissimi, così stando più alta sembro più slanciata. Solo che io non li reggo tutto il tempo, perché lo dico a tutte le donne che sono in sovrappeso come me, portare i tacchi per tanto tempo è una cosa terribile, per cui io dietro mi sono organizzata con le ciabatte. Bene, cominciamo così e chi se ne importa. Invidiata da tutte le donne che quando vanno ai matrimoni vorrebbero potersi togliere i tacchi a un certo punto, quindi andiamo avanti e facciamo finta di niente. Avanti, anche laterali, nel senso che andiamo da quella parte a presentare la nostra orchestra. Mille Voci Band. Vabbè, diventerò famosa come la presentatrice delle ciabatte. Abbiamo fatto tante puntate, adesso ti permetti, hai preso un po' troppa confidenza. Questa è la tua prima edizione che presenti. Già mi sono scafata, come si dice. Alla fine, guarda che roba. Ma ti vesti così come ti viene. Come viene. È la prima cosa che trovi, ho capito. Bravissimo. Allora, presentiamo gli ospiti di questa puntata di Mille Voci e iniziamo subito con Domenico Bartolomeo, Franco Dani, Claudio Sonnino, Roberta Faccani, Niki Giancristofaro, Michele, Giorgio Comandè, Marcello Galletti, Giuseppe Giuffrida, Lorenza Bettarelli. È facile, vedi? Ti senti comodo? Ma proprio splendido. Vabbè, comunque adesso, come iniziamo la trasmissione, diamo subito il via a questa puntata e io vado a mettermi le scarpe. Sì, però prima di iniziare la trasmissione giusto, abbiamo un piccolo è particolare. vero, abbiamo un bel, quello che in termine tecnico si chiama contributo, perché noi abbiamo avuto il piacere... I soldi. No, non dobbiamo quel noi contributo. Tu potresti volendo, insomma, però non parliamo di un contributo in soldi, perché noi non siamo mica lo Stato che ogni volta che si parla di qualcosa devi pagare. Sostegno economico. Non è neanche un sostegno, o meglio è il sostegno alla nostra trasmissione, perché noi abbiamo avuto degli ospiti graditissimi nelle prime puntate di Mille Voci. Ma anche oggi abbiamo ospiti graditissimi. Nelle prime puntate abbiamo ospiti mi riferivo proprio a loro, al fatto che abbiamo avuto qui i Cugini di Campagna. Certo, ce e loro sono molto impegnati nella loro tournée, quindi non hanno potuto essere con noi in altre puntate. Certo. Allora in quella occasione abbiamo strappato loro qualche altra esibizione e quindi adesso io passo la palla a Gianni Turco per andare a mettermi le scarpe e lui ci manderà un filmato dei Cugini di Campagna a Mille Voci 2019. Di notte gli amori ritornano e nella mia mente consapevolmente ci sei. Il vento accarezza il mio volto, tra luci abbaglianti di stelle cadenti tu sei.
come una preghiera che diventa poesia. Imploro il tuo sguardo distante che venga da me. Ti ho sognata mentre stavi ritornando e il tuo profumo era parte di me. Ti ho baciata piano piano sulla mano, ma adesso dimmi dove sei però, e sussurrarti che ti cerco ogni momento, in ogni mio pensiero che mai si spegnerà, volando libero e lontano il tuo sorriso arriverà tra le mie braccia che aspettano solo te. Ti ho sognata mentre stavi ritornando e il tuo profumo era parte di me. Ti ho baciata piano piano sulla mano, ma adesso dimmi dove sei però. Baciata piano piano sulla mano, ma adesso dimmi dove sei però. Na 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 na. Eccomi qui! E sì. dopo questa esibizione dei nostri cugini di campagna sono tornata con... Vedi che sono molto più Sì, alta e adesso. in effetti questo mi dà un po' fastidio, devo dire. Stavi meglio prima, secondo Vero? me. Perché facevo di questo. Così facevo la parte del gigante io, no? La cosa importante è che devo riuscire a sembrare più magra però, perché se Sì. no tutto questo sforzo non serve a niente. Certo. Andiamo avanti e iniziamo invece con gli ospiti che sono qui con noi e chiamiamo subito vicino a noi un grande amico di Mille Voci, Domenico Bartolomeo. Ecco qui il microfono. Ciao Allora, Daphne, ciao Gabriele. Domenico Grazie. è Ciao, un Domenico. affezionato di Sì, Mille Voci. molto affezionato. E noi siamo contentissimi di questo, di averti qui con noi. Tu canti sempre delle canzoni romantiche, melodiche, Sì. belle. Sì, Sì, Sì. sì, diciamolo melodia proprio. italiana, Sì, diciamo melodico italiano, ma comunque spazio un Spazi, è Con vero, questa da vari faccia non generi. poteva che cantare canzoni melodiche italiane. La faccia da Gino Paoli che c'ha, cioè scusa. È si mette a vero! fare il rocker man. È vero che assomiglia un po' a Gino Paoli, vedi, non po'. ci avevo fatto Infatti caso. me lo dicono spesso. ogni Ah, tanto. appunto. Allora, con cosa ci allieti questa puntata? Canto una bellissima canzone di Adriano Celentano, Vedi? è stato un suo cavallo di battaglia. Grande successo. Pregherò. Oh, beh, e allora cantiamo. Forte. Se canta una mia canzone è forte. Pregherò lui di cantarla bene.
Mi raccomando. Ce la metterò tutta. Vai. Domenico Bartolomeo. Grazie. Pregherò per te che hai la notte nel cuore e se tu lo vorrai crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello del silenzio egli vede anche te e già sento che anche tu lo vedrai. Egli sa che lo vedrai solo con gli occhi miei ed il mondo la sua luce riavrà. Io t'amo, 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 oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor, nel Signor. Io t'amo, 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 oh, questo è il primo segno che dà la tua fede nel Signor, nel Signor. La fede è più bel dono che il Signore ci dà per credere in Lui e allora tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Tu vedrai, tu vedrai, tu vedrai. Grazie. Grazie a tutti. Tu vedrai, e perché tu lo sai che volevo dirti complimenti, Grazie. mi Grazie. assomigli molto, da qui in giù. Infatti. Complimenti Domenico, sei stato bravissimo, Grazie, una grazie. bellissima interpretazione di un successo di Adriano Celentano. Grazie. Grazie. Bene, sì, sì. Ed ora, Sì. ormai è un classico di questa edizione, che questa presentazione la faccio io, capisci? Sì, sì, Quindi sì, sì. Anzi, sei posso pregato di... No, 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 ma io ormai ci ho scusa. fatto pace con lui. Sì? Ci ho fatto pace. Però meglio Ma- che sta vicino a te. Eh sì, lo penso Giusto, anch'io. giusto. È Anche meglio- perché così sarai circondata da due bellezze maschili molto diverse tra loro. Però, insomma, vogliamo annunciarlo? Va bene, sì. Così sarò circondata da due bellezze maschili. Franco Dani! Eccomi, eccomi. No, abbiamo fatto pace con Voi Gabriele. avrete pure fatto abbiamo pace, ma lui ci prova. No, ma non ci riesce. Ma Non in ci realtà non riesce. abbiamo mai litigato, era tutta una scena. Sì, sì, sì. Un pizzico sì. di invidia Ci c'era, divertiamo. No, però- vabbè, no, dai, non dirlo. Franco, Eccomi a qua, parte che vedi? sei sempre bello, ma in questa Miss veramente sei molto sexy. Complimenti. Grazie. No, niente, questo È è proprio nell'ultimo bello. basta. mese, è nell'ultimo È mese. nell'ultimo Miss. Invece, diciamo... Nei Miss scorsi. in giugno, diciamo... Però adesso ormai, ultimamente... Ormai.
Allora, Vabbè. Franco, un grande amico di Mille Voci, un grande personaggio. Un grande amico anche di Gianni Turco. Un amico di Grande Gianni amico di Turco che noi Turco. Ci salutiamo. Sì, ci riesco. Dobbiamo anche dire che Giseli, la moglie di Gianni Turco, è una tua fan sfegatata. Allora, no, proprio. dobbiamo dire anche un'altra cosa, che è merito mio se Gianni si è sposato con Gisella. Non è no, vero. questa storia adesso Hai fatto il il Cupido. Il parroco. No, quello che no, non ho fatto non l'hai il parroco, sposato tu, non l'ho no. sposato io. Ah, in no, che no, senso allora? Nel senso che l'ho fatti conoscere. Ah, bene. Come ha detto lei, è stata una gran fase mia, poi con Gianni è nato questo amore, questa amicizia, e io vorrei dedicare proprio alla mia carissima amica Giselle Martin in turco, Giselle Martin in turco, questa canzone, perché a Gianni me la fa cantare, Gianni me la fa cantare sempre, perché è un po' la colonna sonora Di questa storia d'amore. di questa storia d'amore. Oh, sì. che bello, che cosa romantica. E La canzone quindi è? è solo lei, dedicata a Giselle Martin, e il pensiero che io per dedicarla credo che ce l'abbia anche Gianni. Quindi Quindi- da Gianni Turco e Franco Dani, solo, Solo lei. lei. Ogni volta che ti cerco e tu ci sei, è un momento. Non mi basti mai. Tu sei l'inizio che non ha mai fine. Mi manchi tanto, mi manchi sempre. Che bella questa storia, questo amore che cresce piano senza far rumore, lontano da ogni sguardo per sognare, ma a volte se ci credi può far male. Lo vivi e lo pretendi ogni momento, ma nonostante tutto sai che c'è. Chi mi manca è lei, lei che mi fa vivere questo amore unico, immenso e inconfondibile, è la verità. Chi mi manca è lei, la mia solitudine, quella forza magica che mi aiuta a vivere solo e sempre lei. È bello respirare questo amore, accarezzarlo con la mente e il cuore e stringerlo più forte da far male, con la paura che ti può lasciare. Lo vivi e lo pretendi ogni momento, ma nonostante tutto sai che c'è. Chi mi manca è lei, lei che mi fa vivere un amore unico, immenso e incancellabile, solo e sempre
Franco Dani. Grazie, solo lei, sempre lei, perché quando si è innamorati gli occhi e il cuore sono soltanto per la persona che si ama. Mi parli così, mi fai quasi commuovere. Io Io me ne vado, non ti voglio far commuovere. No, ma per carità. Franco Dani, un mito veramente, è famosissimo, ormai lo conoscono in tantissimi, da tanti anni. Invece c'è ora un Cesare. Cesare, direttamente da San Paolo del Brasile, e lui, come tutte le puntate, distribuisce da bere, perché bisogna dare da bere agli assetati, e loro insomma sono anche affamati, però insomma loro non è che si mette a cucinare qua, però da bere, come distribuisce lui, è il nostro nuovo barman. Quest'anno è una delle sorprese di questa edizione, 15ª edizione di 1000 Voci. Mentre appunto stavo per presentare questo personaggio, questo cantautore che meriterebbe di essere conosciuto ancora di più, a proposito, posso dire, Claudio Sonnino. Io non ho capito se sei Claudio o se sei Nino. No, guarda Questo Gabriele, non ce la faccio più, ma ogni volta sta storia. Claudio, chi è lei? Claudio Sonnino, ma è Claudio o è Nino? Basta. Non ti arrabbiare con me. Pensa che l'ultima volta che mi è successo, gli ho detto: senti, fammi una cortesia, chiamami come te pare. Come ti ha chiamato? Come te pare? Proprio come nome e cognome, sì, come te pare, nome e cognome. Va bene, a parte gli scherzi, Claudio, tu canterai una canzone dal titolo? Sì, canterò una canzone dal titolo Una storia bella così, che è una canzone romantica italiana, però a differenza delle classiche romantiche italiane, Cuore e Amore, ci sono delle immagini bellissime, almeno per quanto, diciamo così, la vedo io. Spero che piaccia anche al pubblico. Claudio Sonnino! Grazie. Abbracciami, fallo prima di andare e stringimi anche se mi fa male. L'arma che ti ferisce nelle parole mi ha colpito al cuore. Il nostro amore, fatto di giorni stupendi, di fuochi addosso e di corpo fusi dai sentimenti, di quel calore tra noi, cosa ne è rimasto? Tanto freddo c'è adesso, era solo ieri, l'allegria di due innamorati al ritorno dal mare, era solo ieri, gli scherzi e il bruciore di pelle arrossata dal sole, erano sinceri, i sorrisi ed i visi più pazzi, le gare fra noi, gemme di vita ormai senza valore. Una storia bella così non finirà mai, e invece proprio tu te ne vai. Tu te ne vai, ma lascia socchiusa la porta. Se tornerai basta spingere è aperta. In questa storia sai, io ci credo ancora. Ti aspetterò qui ogni ora, ma non ricordi più noi sdraiati e gli sguardi all'insù quelle notti di agosto, con le mani tu raggiungevi le stelle nel blu cambiandogli il posto, dicevi che sei scritto così con le stelle del cielo. È sicuro che questo amore vola davvero, ora è un grigio e il blu, è svanito
finisce, ricordo che ho delle notti di agosto, tu ed io nel blu, sceglievamo le stelle lassù cambiandogli il posto, ma le mani protese fin lì tra le stelle del cielo, ora raccolgono foglie d'autunno cadute nel cielo, ma le mani protese fin lì tra le stelle del cielo, ora raccolgono foglie d'autunno cadute nel cielo. Grazie. Claudio Sonnino! Grazie. Claudio! Ma Gabriele? Gabriele, ma vieni un po' Sì? qui per favore. Che c'è? Che è? Allora, Sì. io mi sto esercitando per dire salve. Com'è venuto? Malissimo. Vabbè. No, però sei sulla buona Sto strada. facendo del Sì, mio sì, come meglio, no, quindi come no, io come no. cerco di entrare un po' nel tuo mondo, E qui- tu adesso cerca di entrare nel nostro, quindi cantami una canzone d'amore. Ma come? Non ci riesco, dai. Dai, su, Prima fai- di tutto cantare come te, mai non potrei imitare te. No, vabbè, però puoi Secondo, cantarmi una canzone poi una d'amore. canzone d'amore. Sarai innamorato, Sì, voglio dire. sono innamorato. Oh, Effettivamente sono innamorato. Sei innamorato di una donna, quindi No, canta- di un fumetto. come di un Di un fumetto? perché uno non si può innamorare di un fumetto. E i ragazzi di oggi non leggono più i fumetti e questo mi dispiace tanto. E io sono innamorato del mio grande eroe. Gli ho dedicato una canzone. Sarebbe Io che amo solo Tex. e ho paura che tu stia per cantarcela. Come? Non volevi che cantassi questa canzone d'amore? Io che amo solo Tex, ma io dico Gabriele Marconi! C'è gente che legge di tutto, il giornale, un libro, un fumetto. Io che amo solo Tex, io non lo tradirò e mai sceglierò altri romanzi di avventure. C'è gente che legge al computer e non sa che cos'è un giornalaio. Io lì ci vado una volta al mese, non vedo l'ora che esca un altro Tex per scoprire una storia in più. Io che amo solo Tex, io non lo tradirò e mai sceglierò altri romanzi di avventure. C'è gente che legge al computer e non sa che cos'è un giornalaio. Io lì ci vado
una volta al mese. Non vedo l'ora che esca un altro text per scoprire una storia in più. Grazie. Beh, Non so se ero credibile come, diciamo, per il mio romanticismo, il mio modo di essere sentimentale, però ci ho messo tutto il cuore nello scrivere questo testo e questa canzone, che però in realtà, diciamo la verità, la musica l'ho leggermente presa ad ispirazione da un altro noto mio collega, diciamo così, Sergio Endrigo. Ma al di là di tutto, adesso io sono, diciamo, mi sono improvvisato praticamente da cantante, diciamo sono un cantante da pianura. Adesso sto per presentarvi invece una cantante da Dolomiti, perché va con la sua voce verso alte vette, altissime. E sto parlando di Roberta Faccani. Ciao tesoro, ciao carissimo. Grazie. Mi hai molto divertito. Beh, quello posso fare io. No, poi ho sentito un amore per te, Sì, un amore sì, positivo, è no? importante, Ho sentito anche prima l'amico Franco Dani, questo amore È tutto meraviglioso, amore, tutto dolce. me, tutto amore. Oh, io sono proprio sfortunata allora. Perché? in amore. Perché il prossimo non è che parla tanto di amore Non parla d'amore? ben realizzato. Ah. Di una bella sola, direi, come si dice a Roma. È meglio, dobbiamo variare. La trasmissione è talmente varia e per cui Ma è sì. giusto che noi ascoltiamo questa canzone Che dal ho titolo. scritto pensando alle donne che sono ogni tanto fregate da qualche amore che non va tanto E bene. quindi Si t'hanno chiama lasciato Sola. Sola. Sì. Roberta Faccani. Oggi che parlo di noi, ne avrei di cose da dire, ma quei ricordi oramai sono lì da buttare. Ho ancora addosso, non sai, tutto il rancore del mondo, ma quel desiderio di te, il mio solo grande sbaglio, il mio solo grande abbaglio. Sola, ma come si fa? Sola, una volta di più. Sola, per capire che io ti ho dato davvero me stessa e tu non m'hai dato niente. Sola, in cattività, ancora sola, ma almeno non sbaglio più. Ora, sì, ora, forse è meglio se resto da sola. Oggi che giorno sarà? Un giorno troppo normale. Il desiderio non c'è, ma vorrei ricominciare. Sì, dovrei ricominciare. Sola, ma come si fa?
Treccani! Grazie. Una grande conquista di questa edizione di Grazie, Mille Daphne. Voci. Grazie sei infinite. splendida, altro che sola, noi stiamo con te, siamo con te perché sei bravissima. Una grande compagnia, una grande famiglia. Grazie. Grazie. Grazie a voi, Mille Voci. Grazie Roberta. Ora ho una sorpresina per te. Mettiamoci vicino alla band perché vorrei che tu avessi una buona visuale del nostro schermo. Ah, perché? No? E anche i telespettatori voglio che vedano bene, ma soprattutto tu e i nostri amici. Perché, perché? Che succede? ricordi quella sera che ti dissi: ma Gabriele, andiamo insieme a teatro? Ah, sì, è solo che ero impegnato quella sera. Tu eri capito? impegnato, io però poi a teatro ci sono stata davvero. Beh, hai fatto bene. Ah. Che c'è? E C'è niente- guarda chi ho incontrato e cosa ti sei perso. Eccomi qua, questa volta in veste di inviata speciale. Ho una grande sorpresa per tutto il pubblico di Mille Voci e per tutti gli amici che ci seguono. Sono venuta a trovare un grande artista, un amico di Mille Voci. Venite con me e scopriamo un po' chi è. Avanti. È permesso! Eccolo! Ci intrufoliamo nei camerini mentre il nostro Martufello si prepara per la prima di uno spettacolo teatrale, perché voi dovete sapere che l'imbianchino. Lui è un artista poliedrico ed è stato così gentile da voler salutare tutto il pubblico di Mille Voci proprio in un'occasione così importante. Come stai, Maurizio? Bene, bene, molto bene. Se deve andare peggio è meglio che rimane a così. Ecco, bene. appunto, Mille ricordatevelo. Mille voci. Voci. Le voci, no? Mille voci. E qui siamo al Teatro Roma, dove stiamo per fare l'imbianchino, che è una commedia che poi riporteremo in giro il prossimo anno, da partire dalla prima settimana di febbraio fino a maggio in tutta l'Italia. Quindi seguitelo, cercate Martufello che in giro per l'Italia vi divertirà con questo spettacolo. Bene, sono contento che siate venuti qua, perché combatto con Gianni Turco, capito? Nel senso che vuole che presento io questa trasmissione, ma lui non capisce che non sono capace di presentare, no? Non lo capisce. E allora gli è capitato Gabriele Marconi, peggio di così non si poteva andare, insomma. No, scherzo. Secondo me però deve insistere, perché un Mille Voci presentati da Martufello sarebbe... Ma Gabriele è il personaggio adatto, veramente, non lo dico perché siamo molto amici con Gabriele, quindi va bene così. Allora, salutiamo Gabriele che ci sta guardando in studio, perché questa sera gli ho fatto questo scherzetto di venire da sola a intervistarti, però una piccola chicchetta per il pubblico di Mille Voci, una delle tue, no? Che vi posso dire? Che quello che rientra a casa di corsa, chiama la moglie: cara, esci fuori che si sta a bruciare la casa. E una voce dall'armadio: salvati i mobili. Beh, con Martufello è sempre una garanzia, perché c'è sempre da divertirsi, quindi... Speriamo almeno, no? Il divertimento, Martufello, ridere è bello, ecco. Beh, la tua carriera lo dimostra, perché voglio dire, io adesso non voglio sparare le cifre, però insomma... Quest'anno a luglio sono 46 anni, quindi... Quindi facciamo tantissimi auguri a Martufello per la sua lunga carriera e splendida carriera, quindi non avete bisogno che io vi dica che sono vicino a una persona che ha fatto la storia dello spettacolo in Italia. In questo spettacolo sto in buona compagnia, c'è Manuela Villa, Nadia Rinaldi, quindi ti circondi sempre di belle donne. Belle e brave donne. Poi c'è anche il discorso dei Sanni, la produzione nuova, perché esco dal bagaglino e affronto un altro discorso, nel senso, prima il bagaglino si fa a novembre, poi da febbraio rifacciamo questa produzione. Quindi Martufello è sempre pieno di sorprese, di impegni, quindi 46 anni di carriera e non sentirli, perché continua ad ammirare e ammaliare il suo pubblico. Noi lo ringraziamo tantissimo, grazie soprattutto per averci dedicato questo spazio. Voci, buona fortuna a tutti voi, di più Ninzo, ciao!
Grande Martufello. Hai visto? Però se mi avessi detto che andavi a vedere proprio Martufello, avrei disdetto ogni impegno. No? Mi sono divertita moltissimo, è stato un bellissimo spettacolo, così impari quando ti dico vieni con me a teatro a che non seguirmi, mi fido mai dei non tuoi ti sei gusti fidato. teatrali e vabbè. Allora seguimi invece Sì. adesso, vieni con me dei perché... gusti musicali io invece mi fido, dei tuoi gusti musicali. Ecco, quindi Quando ti tu puoi... dici quello è un grande cantante, io ci credo. Fai bene, grazie. E adesso abbiamo un altro ospite, un ospite che siamo contenti di avere a Mille Voci. Lui è un autore e lo vorrei qui vicino a me, Nick Giancristofaro. Guadagniamo la scena così avrai anche la possibilità di parlare al microfono. Allora, abbiamo anche un tuo accompagnatore, un chitarrista che si chiama? Manuel Virtù. Bene, grazie Manuel. Nick è Grazie un a voi. cantautore che viene dall'Abruzzo Sì. e che canta delle canzoni che in qualche maniera sono un inno alla regione Abruzzo. Sì, in realtà mi sono chiesto cosa potevo fare per la mia regione e scrivendo canzoni la maniera più logica era appunto di cantarla, decantarla attraverso le note e le parole. Da dove vieni? Io vengo da un paesino della provincia di Chieti che è Crecchio. Però la canzone, che questo ci tengo a dirlo, è dedicata alla Costa dei Trabocchi e secondo me la parte più bella dell'Abruzzo, diciamo uno spot, diciamo così. Infatti si intitola così. Sì, si intitola proprio sulla Costa dei Trabocchi, è proprio un gesto d'amore che dovevo e volevo fare da anni, diciamo. Beh, allora non Spero di non essere stato troppo serio, però. No, io la trovo una cosa bellissima perché in Italia l'Italia è bellissima, Sì. noi la valorizziamo sempre troppo poco e invece credo che sia proprio una bella cosa che la musica possa sottolineare le bellezze di questa nostra Italia e l'Abruzzo è una di quelle bellezze perché è una regione splendida dove c'è il mare, la montagna, quindi ti ringraziamo anche noi per questo omaggio. A voi Nick Giancristofaro. Grazie. Al centro esatto in piedi sopra un trabocco, accarezzati dal dolce vento di scirocco. Frena l'auto e concediamoci una sosta tra i colori e gli odori di questo posto. Poi noi due, già me lo immagino, dopo avere sfidato rocce, sabbia e caldo, goderci un poco di sole sopra uno scoglio. Proprio lì c'è una caletta e la ferrovia. Quello è il luogo che ancora nutre la mia fantasia. Anche d'Annunzio qui si trova un naufrago. Ma che bello che il mare mi lascio sempre incantare. Come scrisse il Vate da questi ragni sul mare. Antica, aspra, dura, terra di tratturo. Di notte aumenta il tuo mistero. Al centro esatto, persi in mezzo al Mediterraneo.
questa bellezza, sentirci estranei. Questa notte concediamoci una sosta, qui per strada sulla costa dei Trabocchi. Ora lo dici anche tu, è un posto magico, ma che bello che il mare, mi lascio sempre incantare. Come scrisse il Walter da questi ragni sul mare. Antica, aspra, dura, terra di Tranturo. Con le luci di notte aumenta il tuo mistero. Giancristofaro. Grazie. Grazie. Grazie per Veramente questo momento bellissimo. poetico e anche per queste bellissime immagini. Grazie. È vero. Vero? È verissimo. Noi ci avviciniamo ai nostri ospiti, penso che vi state Chi divertendo. scegliamo? Chi sì. scegliamo? Chi scegliamo? Dai, è una serata, è una bella puntata questa di Mille Voci, come tutte le altre. E siamo arrivati al momento dell'ospite d'onore, perché Sì, possiamo sì, definirlo sì, l'ospite d'onore certamente. di questa edizione di Mille Voci, il nostro carissimo amico Michele! Eccoti qui! Eccomi qua. Ora, Michele, in questa edizione ci stai facendo sentire delle canzoni splendide. Mi sono dato da fare. Bravissimo. Qual è la canzone di questa puntata? La canzone di questa puntata è una canzone un po' ballereccia, però country fox. Ma io non posso rimanere a fare la coreografia, va bene, scherzavo. No, ma è moderato, è una canzoncina che così. È del tuo CD nuovo? Del mio CD nuovo, esatto. Bene, quindi di un CD ballabile che Certo, contiene tantissimi certo. brani che ho sentito. Diciamo poi edizioni Caramba, se avete bisogno. Caramba, certo. quindi Bene. il titolo della canzone, sì, ti dico già sì. La risposta è sì. Ah, sì? Appena Sì. appena dici il titolo, io ti rispondo sulla anche- fiducia. no, sulla fiducia, di Falla sì. al plurale. Lui sì, a tutte e Cioè, due, a tutte e due. Ti Appena sarà mancherò. finita la trasmissione. Ti mancherò. Sì. È vero, è Ti vero. mancherai. Michele! Lo so, è più facile andar via di notte col silenzio complice, senza nemmeno dire scusami, neanche una parola. E il cuore si è fermato qui, un paradiso senza angeli. Però la vita è fatta di attimi, non mi piango addosso, sognerò lo stesso. Ti mancherò.
mazzi di bugie. In questo gioco senza regole, tu eri tutte le mie Americhe, il mio punto fermo. Amarti è stata una follia, sei come un ballo senza musica, anche se mi hai graffiato l'anima, non mi piango addosso, sognerò lo stesso. Ti mancherò, vedremo chi sta bene o ci muore un po'. Lo sai che cosa hai perso, lo sai o no? Ti mancherò, non sarò certo io che ti chiamerò. Io qualche stella ancora buona ce l'ho, la spenderò da solo. Lo sai che cosa hai perso, lo sai o no? Ti mancherò, non sarò certo io che ti chiamerò. Io qualche stella ancora buona ce l'ho, la spenderò da solo. Michele! Grazie. Ti mancherò! Ho fatto comunque il mio show io dietro, mentre tu cantavi io ballavo, Ciao. perché le canzoni del nuovo disco di Michele sono veramente coinvolgenti. E adesso, a proposito di ballare, andiamo a un altro amico di Mille Voci, un cantante di night, quello che però faceva ballare i lenti. Prendili il microfono, Giorgio, e lui è stato già ospite qui in questa edizione di Mille Voci, ha ricordato quelle atmosfere, le atmosfere di quel ballo un po' così. Come si chiamava questa cosa tipo chic to chic, no? C'è mia moglie, scusa. Ok, scusami. Beh, tua No. moglie è la mia sarta. Allora va bene. Giochiamo in casa. Il nostro Giorgio è un cantante di quelli con la voce calda che ci canta quelle canzoni melodiche che tutti conosciamo. Passiamo da un ballo un pochino più movimentato a un ballo un po' più lento. Perché Questa canzone io la vorrei dedicare a tutte quelle coppie, a quei mariti che quando ritornano a casa la sera sono un po' troppo seriosi, quindi sarebbe bene se ogni tanto facessero quello che dico io adesso. Cioè torni a casa e trovi tuo marito che ti fa... No. Balliamo. Ecco. Giorgio Comandè, balliamo. Grazie, grazie. Come me. Na 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 na. Na 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 na. Balliamo, non vorrei che fosse l'ultima canzone. 3 minuti per convincerti che è amore. Dai, balliamo. Na 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 na.
Balliamo! Grazie. Un'atmosfera magica, grazie al nostro Giorgio Comandè. Oh, ma c'era tua moglie? Ecco. Giorgio, mi avvicino, ti accompagno e mi avvicino a voi ospiti di questa puntata, perché adesso è il momento di una piccola chicca. Allora, quando abbiamo registrato 1000 voci romane, in quella occasione io ero accompagnata da un gruppo di attori, i Mattattori di Fontenuova, e uno di questi attori ha recitato una poesia in romanesco, una poesia di Trilussa, che noi abbiamo il piacere di riascoltare anche in questa edizione. Marcello Galletti! Cara Daphne, dobbiamo fare una precisione, che siamo stati, diciamo l'altra volta siamo stati molto criticati. Questa poesia è stata attribuita erroneamente a Trilussa. Questa è di Natale Polci. Natale Polci era un romano, anzi lui è nato a Giuliano, poi è vissuto a Roma. Era un tranviere e lui si dilettava in fare poesie romane. E la più famosa è proprio Il passero ferito. Lui è morto a Roma l'anno in cui io nascevo, nel 1950. Quindi abbiamo anche svelato questo piccolo particolare. L'altra volta avevamo detto, qualcuno proprio no, questo è di Renato Polci, scusate, ma va bene, anche noi siamo ignoranti. Ci siamo informati, certo. E quindi adesso siamo più istruiti. Certo. Ora, questa poesia, poiché 1000 voci è a diffusione nazionale e internazionale, adesso con calma, piano piano, cerchiamo di scandirla anche per quelli che non hanno la fortuna di conoscere questa lingua così cercherò di non speciale. farla in romano, in romanesco, cercherò un pochino di italianizzarla. Cerco di fare il possibile, però qualche cosa se scappa. Se scappa. Siamo romani. Marcello Galletti. Grazie. Era d'agosto. Un povero uccelletto, ferito dalla fionda di un maschietto, sta indietro a riposare, con ala offesa, sulla finestra aperta di una chiesa. Dalle tendine del confessionale il prete intese e vide l'animale, ma dato che là fuori c'erano non so quanti peccatori, richiuse le tendine espressamente e continuò a confessare la gente. E mentre che tutta quella massa di persone era intenta all'orazione, senza guardare per niente l'uccelletto, un uomo lo prese e se lo mise in petto. Allora per tutta la chiesa si sentì un forte cinguettio, cip, 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 cip. E il prete, risentendo l'animale, lasciò il confessionale e poi, nero nero come la pece, salì sul pulpito e la fece. Fratelli, per favore, chi ha l'uccello esca fuori dal tempio del Signore. L'uomini, tutti quanti in una volta, s'alzarono a andare verso la porta. Ma a quello sbaglio maternale il prete, fermi, gridò, che me sospresso è male. Statemi a sentì, tornate indietro. Qua, chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa e la corona in mano, 100 donne s'alzarono piano piano. E mentre che lasciavano la casa del Signore, il prete rigridò, ho sbagliato ancora, rientrate, fiammate, io non volevo dire quel che pensate, volevo dire, e torna a ripete, che chi ha preso l'uccello deve uscire. Ma lo dico a voce chiara e stesa, a chi l'uccello l'abbia preso in chiesa. In quello stesso istante tutte le monache s'alzarono tutte quante e col viso pieno di rossore lasciarono la casa del Signore. Oh, Santa Vergine, esclamò il buon prete, fatemi la grazia se potete, senza far rumore, dico piano piano, sorta chi adesso ha l'uccello in mano. Una ragazza che col fidanzato si era appartata in un angolo del sagrato, sommessa mormorò col viso smorto, che te dicevo? E il prete se n'è accorto.
Marcello Galletti. Grazie Marcello. Io rido Ho sentito più volte questa poesia. Devo dire, è una delle migliori interpretazioni che io abbia mai sentito, veramente, di questa poesia. Complimenti. Anche perché questa va interpretata. Va interpretata, infatti. Non va letta. Questa, come tutte poi le poesie romane, vanno interpretate, non vanno solo lette. Certo. Grazie Marcello. Marcello. Io rido tutte le volte che la sento questa cosa, quindi mi stavo facendo delle ricche risate. Bene, grazie a tutti i nostri ospiti. Adesso puoi liberamente dire delle cose carine, dai. Sì, su, vai. E adesso vorrei diciamo ascoltare una cantante che ha una bellissima voce. Di più. Stratosferica. Di più. E fate venire l'idea. Una cosa, una cosa che sensuale. Sì, grazie. Ti risulta? Mi risulta, sì, così dicono. È come dire... Niente, non ci sono parole. Stavo dicendo penetrante come voce. No, come sì. voce dico. Vabbè. Lei è una donna. È una magnifica donna. Io sto per presentare... Ah già, sei tu che adesso canti, scusami. Non t'avevo proprio calcolato, perdonami. E che non è facilissimo non calcolarmi, perché io in questa edizione di 1000 voci mi sono proprio allargata, come si dice a Roma. A dire il vero, dico, pure io mi sto allargando un pochettino, però insomma cerchiamo di nascondi mantenere... con la cartellina. Sì, non suggerire al pubblico. Va bene, allora... Sei espansa. Io mi sono espansa, sì, effettivamente. Pure io pure un po' espansa. Ti sono espansa, pure lui si è espansa. Hai fatto bene. Fa bene, un po' d'espansa va bene. Ed è colpa tua se adesso canto in portoghese, ricordiamolo. Colpa? Va bene, ok, è merito tuo. No, la colpa è la tua, il merito che riesco a cantare in portoghese è di tua moglie che mi ha dato lezioni di portoghese. Tu hai avuto questa malaugurata idea e mi hai fatto sudare, però credo che come al solito mi tocca dire Gianni Turco ci azzecca, capisci? Preparati per l'arabo. No, ma questa te la scordi. Beh, per me l'arabo è arabo. È arabo e rimarrà tale, per cortesia. Senti, io prima t'ho, come dire, accontentato. Sì. Ho cantato una canzone d'amore, no? Hai sentito? Sì. Insomma, eppure tu dovresti adesso cantare una canzone d'amore. Assolutamente. Sì? Guarda, E come si intitola? ti guardo mentre dico questa cosa romantica. Sì. Como è grande, oh mio amor, por você. Io mi sono commosso talmente tanto che mi muovo pure. Oltre a Ti sei mosso. Sì. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem mais estrelas, nem mesmo o mar é o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você.
stessa negli un secondo che io tengo amor maior del mondo, come è grande il mio amore per você. Mas como è grande il mio amore por você. Grazie, grazie e grazie di aver avuto quest'idea, perché questa canzone di Roberto Carlos è bellissima. Bene, andiamo avanti con la nostra puntata. Gabriele, dove sei? Sì, eccomi qua. Si è Andiamo talmente avanti, emozionato che... Ma io stavo di là. Ah, eccoti qua. Si vede che... La lacrimuccia? Si vede la lacrima? No, non si vede, ma non importa, facciamo finta. Vabbè. No, che non ci riesco a emozionarmi da questo punto di vista, però quando canti te mi prende a volte una malinconia, guarda. È Una vero, malinconia, è vero, anche perché perché- dico, potessi cantare come lei, capito per quale motivo? Appunto, dopo averti sentito poi cantare questa sera, vabbè. io faccio la cantante e tu fai il comico, rimaniamo Sì, così. ognuno il suo, certo, in effetti è meglio. Va bene, sì, perché ora però abbiamo un cantante che anzi è un cantautore, lui si chiama Giuseppe Giuffrida. Vieni Giuseppe! Prego, in mezzo a noi. Buonasera. Il nostro Giuseppe canta una canzone Naviga e vola. un po' navighi e un po' voli. Voli perché questa passione per la nave o per l'aereo? Che è? No, è una canzone che praticamente racconta un po' quello che uno dovrebbe fare nella vita e di non lasciar perdere i propri sogni, di realizzarli in qualche maniera. È vero, è un bel incoraggiamento. bel messaggio Non bisogna lasciar correre i propri sogni, ma bisogna fare in modo di tirarli fuori dal cassetto e di cercare di realizzarli. E Gianni Turco avrà capito il riferimento rispetto ai sogni nel cassetto, perché i miei devo dire che li ha realizzati, quindi spero riesca ad aiutare anche te a realizzare i tuoi con questa partecipazione a 1000 voci. Un ringraziamento a tutto il casting, a Gianni Turco, grazie mille per essere qui a partecipare a questo programma. Grazie a te. Giuseppe Giuffrida! Apro gli occhi e mi accorgo che tutto è diverso. Oramai il silenzio è più forte e intenso. Lo sento urlare adesso. Le parole corrono veloci come il vento e la vita. Oramai mi rivedo ingenuo a 20 anni, pieno di follia, che gioca con me, che gioca con me, che gioca con me, che gioca con me. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte, non ti fermare. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte.
lasciati andare. Lasciati andare. Lasciati andare. Grazie. Giuseppe Giuffrida. Grazie a te. E ora, dulcis in fundo, vado ad annunciare l'esibizione di una cantante. Lei ha una splendida voce, è anche una bella persona sia dentro che fuori, non a caso è un'amica. Io pregherei di avvicinarsi a Lorenza Bettarelli. Eccola, eccola. Sono curioso di sapere. No, il contatto favorisce sempre qualcosa di positivo. A proposito di contatto, qual è? No, non era spallata. No, ma non hai fatto nulla. Bene. Piuttosto, qual è il titolo della canzone che stai per presentare? Sì. Se telefonando. Ecco, questa è una canzone che dovrei cantare io, in quanto mi chiamo Marconi e sono per la comunicazione. Però è meglio che la canti tu, decisamente, con la tua voce, a ognuno il suo, come dicevo anche a Daphne. Splendida Lorenza Bettarelli. Grazie. Lo stupore della notte spalancata sul mare ci sorprese che eravamo sconosciuti, io e te. Poi nel buio le tue mani d'improvviso sulle mie. È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Cresciuto troppo in fretta questo nostro amore. Se telefonando io potessi dirti addio, ti chiamerei. Se io rivedendoti fossi certa che non soffri, ti rivedrei. Se guardandoti negli occhi sapessi dirti basta, ti guarderei.
dalla nostra Grazie. Lorenza Bettarelli, una voce fantastica. Confermo. Resta qui vicino a noi, anzi chiamiamo qui vicino a noi tutti gli ospiti che si sono esibiti in questa puntata di Mille Voci, questa Mille Voci 2019, 15ª edizione. Ormai i nostri ospiti, gli affezionati, i telespettatori cantano tutti la nostra sigla! Via! Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te, mille voci sono qui per te, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Ciao a tutti, alla prossima puntata, grazie! Ciao, ciao. Grazie a tutti, ciao!